Buongiorno, sono Valeria Luccioni, sono una pittrice italiana nata a Roma, ma attualmente vivo a Barcellona. Presento l'opera intitolata Nudo nel gesto rosso, con la quale ho vinto il secondo premio per la categoria dedicata a Patricia Highsmith. L'opera è una cera molle e un'acquatinta realizzate senza bozzetti preparatori. Non ho voluto realizzare disegni o schizzi per garantire l'immediatezza e la veemenza del gesto e per far sì che l'opera avesse un carattere espressionista. L'incisione si riferisce al romanzo Carol, pubblicato inizialmente sotto un altro pseudonimo, quello di Claire Morgan, e in maniera incompleta. Il carattere di segretezza e di incompletezza tanto dell'autrice quanto della protagonista del libro, che non è libera di vivere la sua sessualità, viene espresso dalla figura rappresentata in modo frammentato e indefinito. La figura fa fatica ad emergere dalla onnipresenza del rosso e a stagliarsi in modo canonico sullo sfondo. L'uso del rosso sottolinea alcune delle simbologie del colore, vale a dire la passione, l'amore, il desiderio, ma rimanda anche a quanto affermava Bergman a proposito di uno dei suoi film più famosi, Sussurri e grida, ovvero sia che se l'anima avesse avuto un colore, per lui sarebbe stata il rosso. Ho voluto quindi implicitamente istituire un parallelismo tra il concetto di anima e l'identità e tra l'identità e la nudità. Nel titolo appunto sottolineo come per me la nudità coincida con l'identità in un senso esistenzialista, ovvero sia nel gesto e nel libero arbitrio. Ringrazio tanto la giuria per avermi premiata e Aida per questo splendido concorso.